Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. A te la linea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che amano e difendono la libertà e che non si sottomettono al pensiero unico dominante, a questo politicamente folle. E allora oggi sabato 14 dicembre, dunque rassegna stampa di Radio Libertà con i tanti articoli su questo sciopero di ieri dalla chiara connotazione politica. È uno sciopero che ha causato notevoli disagi e Matteo Salvini, come ministro dei trasporti, aveva provato a precettarlo, ma come sapete poi è intervenuto il TAR smentendolo. Vi faremo sentire dopo l'intervista al professor Mario Baldassarri, già vice ministro dell'economia e delle finanze nei governi Berlusconi 2 e 3 e attualmente presidente dell'Istao, l'Istituto Adriano Olivetti. Abbiamo incontrato il professore lunedì al CNEL a Roma al termine della presentazione del libro L'Europa ha una svolta, il gruppo dei 20. E con lui abbiamo parlato sia di Unione Europea, ma anche di auto elettrica e di energia nucleare, della necessità del ricorso, ecco, al nucleare. Ascolterete poi anche le interviste al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e anche al neopresidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, che se vi ricordate avevamo già intervistato a Cervia alla festa nazionale della Lega Romagna nel 2023, quando era appunto sindaco di Ravenna. E con entrambi, quindi sia con Calderoli che con De Pascale, abbiamo ragionato di autonomia e di questa decisione della Cassazione che ha dichiarato legittimo il referendum per l'abrogazione totale dell'autonomia differenziata, della riforma appunto sull'autonomia. E poi nel finale anche l'intervista a Maurizio Politi, consigliere leghista dell'Assemblea Capitolina di Roma. L'abbiamo incontrato al corso di formazione politica organizzato proprio dalla Lega a Roma e all'interno della lezione sull'Unione Europea e sugli attuali scenari geopolitici nel mondo, vista questa crisi siriana. Proprio di crisi siriana parleremo anche con Matteo De Sio, ci collegheremo con lui nel finale. Come sapete Matteo conduce il lunedì mattina su queste magiche onde per sempre la nostra emittente il programma Te la rido io l'America. Quindi affronteremo questo tema del cambio di regime in Siria, della caduta di Assad, ma parleremo anche dello sciopero selvaggio di ieri, delle ricadute e di questa recente ordinanza della Cassazione proprio sulla riforma dell'autonomia differenziata, o meglio ordinanza sul quesito referendario relativo alla riforma Calderoli. Naturalmente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori. Lorenzo mi ha confermato, non ci sono più problemi ovviamente con le linee telefoniche, quindi potete intervenire e quindi chiamando allo 02 9294 7222, 3 volte 2 finale, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti o sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi rinnovo sempre ecco, l'invito a non superare il minuto, massimo 90 secondi nelle vostre chiamate, in modo proprio da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare questo limite di 90 secondi saremo poi costretti a sfumarlo. Potete sempre seguirci quindi dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, quindi di Radio Libertà e della Lega, come dicevamo, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, che ovviamente con la sua nuova veste grafica editoriale rappresenta un vero e proprio giornale online sempre aggiornatissimo, e poi potete seguirci ovviamente anche dall'app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi iOS e Android, e naturalmente anche da YouTube, proprio per completare questa panoramica social. Vi rinnovo anche l'invito poi ad abbonarvi, a sostenerci, e quindi basta che andiate sempre sul nostro sito, ma nelle sezioni abbonati e dona ora, e lì appunto trovate tutte le informazioni, tutti i dettagli. Allora iniziamo questa cavalcata perché come sapete poi dobbiamo tenere una rassegna stampa ragionata che scorre, si snoda tra tutte le varie testate. Allora iniziamo con Libero di oggi
e chiedo poi conferma a te Lorenzo, vedete bene, vero? Nella condivisione schermo si vede? Sì, sì, si vede, si A vede. perfetto. Allora vedete grandi manovre nel campo largo, adesso invece nasce il partito tasse e martello. Questa è l'altra notizia, le voci proprio su Ruffini che ha lasciato l'Agenzia delle Entrate. Vedete dopo le voci su un suo ruolo da federatore di un centrino rosso, quindi Ruffini che lascia l'Agenzia delle Entrate, è una discesa in campo, dubbi a sinistra, Padellaro, impresa sovrumana. Appunto i servizi a pagina 2 e 3 su questa notizia, ma l'editoriale di Mario Secchi è proprio su questo caso del signor Fuffini, viene chiamato così, il pietoso caso del signor Fuffini, che si è lamentato, ha protestato e che poi soprattutto ha rivendicato questo suo ruolo, no, di grande riscossione, di grande recupero nel fisco, però insomma tutto questo è avvenuto sotto il governo Meloni e con ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ci sono momenti in cui si sente forte la mancanza della figura di Francesco Cossiga, esordisce così Mario Secchi. L'ex presidente della Repubblica avrebbe chiuso con una delle sue picconate la storia del Ruffini nuovo leader del centrino, come il pietoso caso del signor Fuffini, la fuffa che viene venduta. Chi è costui? Si tratta dell'Ernesto Maria, figlio del fu ministro democristiano Attilio Ruffini e nipote del cardinale arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini. Con quest'albero genealogico il Ruffini è diventato involontariamente il candidato a tavolino di un progetto Catto Dem di cui la sinistra discute da qualche settimana. Un'idea allo stato gassoso che come primo straordinario risultato ha provocato le dimissioni del fenomeno per manifesta incompatibilità ambientale. Non puoi riscuotere le tasse ed essere oggetto di chiacchiera politica, lasciarla correre e parteciparvi, con il risultato poi di alimentarla. Più che l'ineludibile atto delle dimissioni è stata l'intervista del Ruffini al Corriere della Sera a confermare i dubbi sul ruolo del riscossore delle tasse che diventa l'astro nascente dell'ennesima cosa che non c'è della sinistra. Ruffini qui rivela il suo carattere double face. Prima fa brillare come una mina l'idea che per il governo Meloni la lotta all'evasione non sia una priorità, ma subito dopo si vanta del calo dell'evasione del 30% e del record di 31 miliardi di incassi in un solo anno. Ecco, notate qui la contraddizione e l'aporia, no? Prima si dice, ah, ma questo è un governo che strizza l'occhio agli evasori e poi invece rivendica il suo risultato. Peccato che appunto fosse la direzione dell'Agenzia delle Entrate proprio con il governo Meloni, con ministro Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. E insomma è la contraddizione evidente. Perbacco ha fatto tutto da solo. Ruffini, che sbadato, ha dimenticato che a Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni e al Ministero dell'Economia c'è Giancarlo Giorgetti. Non è solo una questione di contenuto contraddittorio, c'è di più. Il tono tradisce il complesso di superiorità, l'orientamento dispiega il pregiudizio politico, così il passaggio da servitore dello Stato a servo di un'idea di parte e partigiana è questione di un attimo. Ruffini è un altro campione dell'elite che discetta di politica senza popolo. Con queste premesse c'è da augurarsi che la sinistra lo acclami subito come leader, sarà un altro perdente di successo. Qui caustico il tono di chiusura di Secchi, però effettivamente se queste sono le premesse, insomma, non c'è da sperare per Ruffini che guidi questa cosa, questo ennesimo centrino. Poi torneremo sul tema perché anche, per esempio, gli altri giornali, le altre testate ovviamente si pongono il quesito, ma in Italia poi questo centro è così determinante, no, nella Seconda Repubblica, sì o no? Rispondono appunto al quesito. E poi lo show di Elly Schlein, la missione oltremare della segretaria, avete seguito che è stata appunto in Albania, Elly che tocca il fondo, show in Albania al centro migranti. Qui Fausto Carioti a pagina 6. Ma poi anche l'editoriale di Capezzone su questa paralisi nelle città, sciopero e scontri, ormai a sinistra cercano il morto sui disagi causati da questo sciopero e poi ovviamente anche sulla violenza che abbiamo rivisto in azione per queste manifestazioni di una sinistra sempre più barricadera. Il conflitto politico, le tensioni sociali, la battaglia delle idee sono tre entità sottoposte a una grammatica, a delle regole o perlomeno, chiamiamole così, a delle regolarità.
può accadere, ed è lo scenario più desiderabile, che chi promuove una campagna anche fortemente polemica lo faccia ponendosi un obiettivo chiaro, determinato, raggiungibile, cercando quindi di estendere il consenso. Andiamo allora un attimo a pagina 5, dove prosegue questa riflessione Daniele Capezzone. E allora vedete, ecco qui: per i violenti ogni pretesto è buono. Attenzione, c'è chi cerca il morto. Questo appunto sulle paralisi nelle città. Ormai tra i contestatori esistono soltanto il contrasto fisico, la provocazione e la rabbia. L'opposizione politica non è definita e Landini straparla da 2 mesi di rivolta sociale. Ecco, immaginatevi se ci fosse stata all'opposizione un'opposizione, appunto un centrodestra, con queste parole, con questi toni e con questa violenza verbale, ma che poi è anche fisica. Abbiamo visto anche quello che è successo a Torino negli scontri con la polizia e con l'assalto alla sede RAI. Vedete qui le immagini, no? Ecco qua. E infatti sassi e botte agli agenti, Torino finisce ostaggio di Propal e nordafricani, feriti 2 poliziotti, i compagni che sbagliano. Odiatori di Israele, antagonisti e un drappello di magrebini che si scagliano contro le forze dell'ordine. Scontri davanti al Politecnico. Tra i fermati un minorenne. I sindacati delle divise: si intervenga prima che sia tardi. E qui effettivamente non capiamo anche queste a volte demonizzazioni delle forze dell'ordine, anche alcune decisioni della magistratura che magari lasciano impuniti questi devastatori e magari vengono indagati, no, poliziotti, carabinieri, quando ricorrono poi all'esercizio della forza legittima. E su questo tema, insomma, delle violenze anche poi contro le forze dell'ordine che devono subirlo, e su questa ingiustizia nei confronti delle forze dell'ordine, avete visto sui social e non solo, è intervenuta anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Allora, per i violenti ogni pretesto è buono, questa è la riflessione, dicevamo, di Daniele Capezzone, che qui prosegue, no, nelle sue considerazioni. Può invece accadere, ed è lo scenario più cupo, che un oggetto comprensibile della campagna non esista, di questa campagna della sinistra, e che consista solo in un umore, anzi in un malumore, in un desiderio di contrapposizione a qualcuno o a qualcosa. In questo caso non esistono tappe possibili di un percorso, una legge da far approvare o da fermare, un risultato normativo o contrattuale da conseguire, né è immaginabile un lavoro culturale di sostegno, libri, campagne giornalistiche, correnti di pensiero da alimentare. Esiste solo lo scontro, il contrasto fisico, l'urlo, il muro contro muro, l'invettiva rabbiosa. In Italia si sta realizzando questo secondo schema. L'opposizione politica non ne ha né una sua definizione come coalizione, né tantomeno una base programmatica. Il sindacato, nelle sue componenti CGIL e UIL, ne approfitta per imporre una linea di scontro frontale con il governo, ma a sua volta senza un pacchetto di rivendicazioni comprensibili. Il capo e portavoce di questa deriva, inadeguato ma pericoloso, cioè Maurizio Landini, straparla da 2 mesi di rivolta sociale, non sapendo bene ciò che dice, ma urlandolo 3-4 volte a settimana in TV. Con questo innesco l'incendio è stato ormai appiccato e ogni occasione, ogni pretesto, ogni piazzata sono utili proprio a far casino. Propal, studenti che urlano, scioperi senza senso contro la turistificazione e la guerra, l'overtourism, no? Nel minestrone può finire di tutto, e in questo magma senza idee e soprattutto senza sbocco politico, senza incanalamento razionale di una istanza di opposizione, ecco arrivare puntuali gli scontri con la polizia, i bastoni, gli orridi segni della P38. Qui la conclusione di Capezzone: voglio sperare che il mio sia un esercizio eccessivo di pessimismo. Temo invece che si tratti di una banale operazione volta, enigmisticamente parlando, a unire i puntini. Già non mancano sociologi e intellettuali progressisti che già fecero danni da giovani, quanti disastri, no, che combinarono questi profeti, maestri della sinistra, adesso anche molto acclamati dopo che magari erano stati con lotta continua, e che oggi pontificano dicendo che dobbiamo ascoltare il disagio e le proteste. E infatti abbiamo ascoltato, ma quello che abbiamo sentito, oltre che visto, ad esempio ieri a Torino, è molto brutto e assai pericoloso. Prepariamoci al peggio.
E insomma, conclusione amara questa di Capezzone, lui dice: "Spero di, sbagliare per eccesso di pessimismo", però effettivamente, lo scenario che abbiamo di fronte, le scene che abbiamo visto non fanno presagire nulla di buono. Come ha scritto lui, la miccia insomma è stata preparata e l'incendio può essere appiccato. Basta veramente poco per far scoccare la scintilla. Ma rimaniamo su Libero, torniamo prima di nuovo sulla prima pagina, ecco, per completare questo quadro. Vedete, l'indagine su Sara Giudice e Nello Trocchia del Domani non è chiusa, Vido che inguaia i cronisti accusati di stupro, e poi anche l'inchiesta La Verità sul caso Del Mastro. E poi l'altro tema della giornata è questa visita di Milei, del presidente argentino, qui a Roma, l'incontro con la Meloni, l'ultraliberista che appunto incontra la Premier, la lezione di Milei a Roma: Keynes era il male. L'articolo qui a firma di Adriano Talenti: "Nell'epoca in cui il contenuto politico si fa per immagini, già ne basterebbe una, e cioè quella del presidente dell'Argentina Javier Milei, appunto in visita a Roma e nell'incontro con Giorgia Meloni". Qui andiamo un attimo a pagina 7, vedete, ecco qua, lezione di Milei a Roma: Keynes il male, il presidente ultraliberista che rivendica i successi economici e riceve il premio internazionale Milton Friedman. E oggi il premier argentino interverrà anche alla kermesse di Atreio, appunto la festa di Fratelli d'Italia. Quindi un'immagine che racconta tutto di questa visita. È lui che attraversa il cortile di Palazzo Chigi sotto una di quelle piogge malandrine che spesso affliggono Roma. Accanto a lui un incaricato del cerimoniale a reggere l'ombrello. Raggiunge la premier italiana Giorgia Meloni che lo aspetta sotto il loggiato e i due riassumono il loro saluto in un abbraccio prima di concedersi alle foto ufficiali. Il significato ovviamente di questo incontro, un valore, qui prosegue Adriano Talenti, un valore la cui importanza nella politica italiana è stata sottolineata anche da Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia Noi Moderati MAIE. L'istituto Friedman, guidato da Alessandro Bertoldi, ha voluto tributare il riconoscimento a quel leader che vuole avviare il suo paese proprio sul sentiero della crescita attraverso la deregulation. Lui stesso, parlando all'uditorio del Tempo, ha sottolineato come il ministero dedicato allo scopo sia per lui un vero e proprio ministero della felicità, e racconta che quando Federico Sturzenegger, figura scelta per guidarlo, un giorno mi ha annunciato l'eliminazione di 44 normative sui prezzi in un colpo solo, sono corso ad abbracciarlo come se avesse segnato un gol. L'obiettivo dunque è quello di trasformare l'Argentina in uno dei paesi più liberi al mondo. La sua Lectio Magistralis vede un doppio registro, l'economista anarcocapitalista, così si è definito, che scende molto nella dimensione tecnica della propria visione, e il politico che ha conquistato l'immaginario collettivo imbracciando la motosega, simbolo tangibile del dimagrimento dello Stato. Disprezzo lo Stato, dice Milei, ci sto dentro per distruggerlo, per ridurlo ai minimi termini. E infatti lui ha anche detto qui che è come una sorta di talpa che deve scavare e deve vedere dove si annidano gli sprechi. Ovviamente sapete, lui viene da queste posizioni che probabilmente è anche un po' diciamo riduttivo definire ultraliberiste, quasi anarcocapitalista, insomma, da scuola austriaca. La trasferta romana di Milei ha visto anche un suggello personale, la conclusione dell'iter per l'assegnazione della cittadinanza italiana, sia per lui che per la sorella Carina. Le radici del presidente argentino infatti affondano proprio nel nostro paese per parte di padre. L'agenda nel bel paese del leader argentino prosegue oggi con la partecipazione alla kermesse di Fratelli d'Italia ad Atreio, appunto, sempre a Roma. Domani invece incontrerà il presidente di Stellantis, John Elkann. E poi qui vedete la tela diplomatica invece per la pace in Medio Oriente, Abu Mazen a Roma, che ha richiesto, poi ci torneremo perché anche su questo tema anche le altre testate riportano ovviamente questa notizia e offrono un resoconto di questa visita, tesse la sua tela diplomatica all'Italia per riannodare la trama sfilacciata di un Medio Oriente sconvolto da 100 conflitti e altrettanti problemi. La visita al Quirinale del presidente dell'autorità palestinese
palestinese Abu Mazen è un sottile segnale che qualcosa presto potrebbe positivamente evolversi. Una volta che ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, l'autorità palestinese dovrà sicuramente ricoprire un ruolo centrale, ha scandito il presidente Sergio Mattarella durante l'incontro con il leader dell'associazione dell'ANP. E quindi l'Associazione Nazionale Palestinese e l'Autorità Nazionale Palestinese. Anche Giorgia Meloni ribadisce l'impegno italiano e l'interesse a stabilizzare l'area, coinvolgendo tutto il governo. Sarò in Israele il giorno prima di Natale, al rientro dall'Iraq e dal Kuwait, ha anticipato anche il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo ad Atreju. Ma sempre su Libero dobbiamo però andare a pagina 13 perché c'è l'intervista a Marion Maréchal, poi chiudiamo questa parte e sull'ANP, su Abu Mazen, su questa sua visita, dicevo ci ritorneremo, ma vedete, ecco qua, adesso la riapriamo perché volevo farvi vedere anche dalla prima pagina qui riferimento, ecco, la Francia ha un nuovo premier dopo questa investitura di Bayrou, di François Bayrou, e allora, ma è provvisorio, spiega appunto Marion Maréchal, è provvisorio questo premier. Andiamo allora a pagina 13, e l'intervista è condotta appunto da Zanon, e anche perché Marion Le Pen spiega anche il suo progetto in campo sovranista, lei che è stata anche ad Atreju, vedete, anche a Parigi può nascere un'alleanza di centrodestra, l'intervista a Marion Maréchal, la fondatrice di Identità e Libertà ad Atreju. I conservatori italiani stanno offrendo l'esempio a tutta Europa, mentre l'Eliseo è riuscito solo a dar vita all'ennesimo esecutivo provvisorio. Lo scorso ottobre Marion Maréchal ha fondato un nuovo partito, Identità e Libertà, attraverso il quale si è riavvicinata alla zia e madrina del sovranismo francese Marine Le Pen e ha chiuso definitivamente la parentesi Reconquête, il partito nazionalista di Eric Zemmour, di cui era stata vicepresidente fino a giugno. Poi vi ricordate, era stata anche espulsa dopo che aveva appunto sostenuto la necessità di un accordo, comunque di un'alleanza proprio con la ZIA, con il Rassemblement National di Bardella. E dopo le europee, vi ricordate insomma come lo stesso poi Macron, preda al suo narcisismo, avesse cercato comunque di evitare una vittoria netta dell'ex Front National, chiamando tutto l'arco politico, no, una sorta di quel sistema di triangolazioni e questi accordi di desistenze, e quindi poi cercando di appunto raccogliere tutto l'arco politico costituzionale come se fosse un cordone sanitario da rimettere attorno appunto al Rassemblement National, da stendere attorno a Bardella e alla Le Pen. Marion Maréchal, eurodeputata, siede nel gruppo dei conservatori e dei riformisti, presieduto da Giorgia Meloni. Ieri sera era appunto ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia. È l'unica rappresentante politica francese presente ad Atreju. Cosa significa per lei questa partecipazione? È stato ad Atreju nel 2021 che ho incontrato per la prima volta Giorgia Meloni. 3 anni dopo sono onorata di tornare come relatrice. È diventato un evento significativo non solo in Italia e in Europa, ma a livello internazionale. L'evoluzione di Atreju dimostra anche quanta strada hanno compiuto Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Sono molto orgogliosa di lavorare al fianco dei loro europarlamentari per difendere gli interessi dei nostri rispettivi paesi, ma anche le nostre battaglie comuni e la nostra meravigliosa civiltà. Ieri il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha scelto il suo prossimo primo ministro dopo giorni di tentennamento. Il leader dei centristi del Modem, François Bayrou, qual è il suo pensiero su questa nomina? Come il suo predecessore, Bayrou sarà probabilmente un primo ministro provvisorio. In assenza di una maggioranza coerente, la priorità del suo mandato deve essere quella di ripristinare la fiducia nella democrazia. Abbiamo bisogno di sistemi di voto più rappresentativi, a turno unico, che impediscano le manovre politiche contro natura che hanno condotto all'instabilità che vediamo oggi. Esatto, tutte le manovre politiche ordite da Macron, narcisista, che è voluto, no, ha voluto ancora far mantenere questo stato di cose, e però insomma il quadro di stabilità politica è grave, ma soprattutto anche finanziaria per la Francia, con questo debito che è schizzato alle stelle e anche il deficit. Bayrou incarna la cultura del compromesso
quello ricercato e promosso da Macron. La sua nomina conferma secondo lei la marginalizzazione dei due partiti storici della Quinta Repubblica, cioè il Partito Socialista e i Repubblicani, cioè comunque gli ex gollisti. Il Partito Socialista deve la sua sopravvivenza a un'alleanza all'interno della quale le forze della sinistra, appunto come quello socialista, si sono sottomessi alla formazione di Jean-Luc Mélenchon, e cioè la France Insoumise, a quelli che in Francia chiamiamo gli islamo-gauchisti. E quindi la Francia questa indomita, no, di Mélenchon, che mescola un discorso classico di estrema sinistra a compromessi con l'islamismo. Per quanto riguarda i repubblicani, sono persi nel cosiddetto blocco centrale, ma ci sono altre opzioni e alleanze per governare veramente a destra e rilanciare il nostro paese. Si stanno condannando quindi all'impotenza. E allora il modello italiano di alleanza delle destre è esportabile in Francia o la Francia non è ancora pronta a questo tipo di esperimenti? La domanda finale, no, in conclusione, come vedete qua da parte di Mauro Zanon. E la risposta di Marion Maréchal: la politica è l'arte di rendere possibile ciò che è necessario. Queste parole sono attribuite al cardinal Richelieu. Ho fondato il mio partito dopo il fallimento delle elezioni legislative per poter svolgere un ruolo in questo senso. Sì, la Francia ha bisogno di una coalizione delle destre. Sì, dobbiamo costruire ponti, parlarci, stringere alleanze e dobbiamo allargare il più possibile questa coalizione proprio per superare l'impotenza di Macron e allontanare la minaccia dell'estrema sinistra. E quindi un modello, diciamo, di alleanza sovranista, ovviamente soprattutto con la zia Marine Le Pen, con il Rassemblement National. E comunque il Rassemblement National che, come sapete, poi si è espresso per il momento sulla non sfiducia a Bayrou e quindi sta a valutare, non ha deciso appunto di esprimersi già a priori. Ma allora io direi, purtroppo il tempo corre sempre tiranno, quindi, vorrei anche andare avanti. Qui su Libero ci limitiamo soltanto, ecco, a rimanere su questa parte qui, ovviamente la politica francese. Qui vedete a pagina 12 il quarto governo del 2024, Macron che affida la Francia al centrista Bayrou, il neopremier ci proverà anche senza maggioranza. Emmanuel nomina il presidente del Modem che ha appena 36 deputati, ma pensate, già cita Re Enrico IV. I socialisti non ci stanno e Mélenchon annuncia un'altra mozione di sfiducia. Il Rassemblement National aspetta al varco. E infatti qui vi cito anche questa posizione dell'alleato francese, no, in Europa, l'alleato francese della Lega, nel gruppo dei patrioti. Vi leggo anche quello che è il rapporto intanto che ovviamente intercorreva tra Bayrou e Macron, che è sempre stato d'amore ed odio, scrive qui, riporta Carlo Nicolato. I due si sono conosciuti nel 2016 a Pau, durante una tappa del Tour de France. Il primo era allora sindaco della città pirenaica, dopo essere stato anche ministro dell'istruzione sotto Mitterrand e Chirac negli anni 90, appunto Bayrou. A quei tempi si preparava a sostenere Alain Juppé nelle primarie dell'UMP, che poi sono diventati appunto i repubblicani con Sarkozy. Il secondo, cioè Macron, era ministro dell'economia di François Hollande. I due si sono detestati subito, a prima vista. Bayrou lo riteneva troppo simile a Sarkozy, ma l'anno successivo il centrista decise comunque di appoggiare il progetto di quello che poi sarebbe diventato presidente. Durante la cerimonia di insediamento di Macron, tuttavia, Bayrou venne quasi alle mani con Richard Ferrand, allora segretario generale di En Marche, per alcuni dissidi proprio sulle legislative. En Marche, vi ricordate, la precedente creatura politica di Macron. E invece, per quanto riguarda ovviamente la reazione di questa nomina da l'ex Front National, da Marine Le Pen e Bardella, qui intanto ricordiamo che lui, Bayrou, aveva combattuto per anni il Front, ma aveva spiegato che non riteneva appunto di appoggiare quella sentenza che dichiarava l'ineleggibilità per 5 anni di Marine Le Pen. Bayrou infatti sostenne: ho combattuto il Fronte Nazionale, ora Rassemblement National, senza alcuna interruzione in tutte le elezioni e in tutti i dibattiti, sottolineando che l'estrema destra va però battuta alle urne, non nei tribunali. Ecco, di questo verrebbe da ricordarcelo anche per noi in Italia, perché insomma poi certe sentenze, certe azioni di una determinato settore
figure della magistratura contro poi il centrodestra quando è al governo fanno pensare che appunto poi si cerchi sempre l'abbattimento dell'avversario politico attraverso la via giudiziaria. L'abbiamo visto anche in Liguria con Toti. Ma Lorenzo me l'hai ricordato e allora piccolo break e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie Lorenzo. E allora ritorniamo qui a pagina 12 di Libero proprio per analizzare questa nomina, la designazione di Bayrou come nuovo premier, nuovo primo ministro in Francia da parte di Macron. E allora questo riguardo che ha mostrato Bayrou nei confronti quindi della Le Pen, del suo partito, gli è stato riconosciuto nelle dichiarazioni di ieri del presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, secondo cui in teoria non ci sarà una sfiducia a priori. Bardella però ha precisato che le linee rosse restano le stesse, quelle di prima. La palla è ormai nel campo di Bayrou, il nuovo premier deve prendere in considerazione il nuovo dato politico che rende necessario un dialogo con tutte le forze politiche. Ma noi intanto iniziamo qui a vedere quelli che sono i vostri messaggi, sono veramente tantissimi e ovviamente interrompiamo un secondino, no, questa nostra rassegna stampa perché sennò poi li accumuliamo. Buongiorno, non capisco perché da più parti si dica che le varianti approvate al codice della strada servano solo a fare soldi, a far cassa. Per me è sotto gli occhi di tutti dove sta il problema. Telefono, velocità, alcol e droga. Ben vengano nuove regole e che siano applicate a tutti, non solo ai poveracci. Ciao Mario. Mario, ci anticipi un tema fondamentale e infatti a questo punto io farei così, andiamo un attimo sulla stampa che si occupa proprio anche di analizzare queste novità e scrivi bene perché effettivamente sì, tanti si sono lamentati, ma rendiamoci conto della pericolosità, insomma, di guidare sotto l'effetto dell'alcol e utilizzando il cellulare alla guida, quanto può salvare una vita evitare queste distrazioni, quante volte Matteo Salvini l'ha ribadito, l'ha ripetuto, attenzione, ecco, a quel messaggio si può rispondere anche dopo. E questo del codice della strada, appunto, un altro grande risultato ottenuto dal vice premier, ministro appunto dei trasporti. Ma allora, siccome l'hai anticipato il tema, poi riprendiamo gli altri messaggi, andiamo un attimo a pagina 20 della stampa di oggi, facciamo questo salto perché così almeno seguiamo un filo tematico, ecco, grazie al al tuo messaggio Mario. Eccolo qui, vedete, attenti alla guida, qui siamo appunto a pagina 20 della stampa di oggi, il dossier. Da oggi un nuovo codice della strada, previste sanzioni più severe per chi ha assunto alcol, droghe, usa il cellulare o altri dispositivi, auto più potenti a neopatentati, ma sempre ecco con determinati limiti, norme rinviate sui monopattini. Qui vedete l'infografica con tutte le novità esplicate, i comportamenti, chi viene trovato al volante mentre parla al cellulare, con le sanzioni, sospensione della patente da 15 a 60 giorni. E poi in caso di supermulta per chi ha già meno di 20 punti, esempi di supermulte, per esempio eccesso di velocità tra i più 10 chilometri orari e più 40, il mancato rispetto del senso vietato, il mancato rispetto del divieto di sorpasso. E quindi qui cosa è previsto come sanzione per ovviamente queste supermulte? Sospensione della patente da 7 a 15 giorni dei punti posseduti precedentemente, raddoppio se è stato causato un incidente. Chi fa registrare un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 grammi per litro, il limite di legge di alcol nel sangue è 0,5, riceverà sulla patente il cosiddetto codice 68 e sarà attenzionato. Obbligo quindi dell'alcol lock, blocco auto con test positivi, sospensione della patente da 3 mesi a 1 anno. Qui vedete altro riassunto sui rincari, per esempio cellulare alla guida, quindi da 250 a 1000 € con recidiva fino a 1400 €, l'eccesso di velocità, quindi superati i 10-40 chilometri orari da 173 a 694 €. Immaginate qui
addirittura volendo vedere, no, la massima violazione per l'eccesso di velocità, oltre i 60 chilometri orari, quindi da 845 a 3.382 €. E poi per esempio la guida in stato di ebbrezza, dicevamo, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, da 800 a 3.200 €. Oppure la sosta in stalli per disabili, quindi da 165 a 660 € per i motorini, per le auto da 330 a 990 €. E vi leggo anche la parte qui relativa a droghe e neopatentati. Finora la normativa prevedeva come requisito per la contestazione lo stato di alterazione legato al consumo. Ora invece la sanzione scatta quando il guidatore risulta positivo al test salivare per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo. Se le forze dell'ordine non hanno a disposizione l'attrezzatura, il guidatore sarà accompagnato in strutture sanitarie per i prelievi del caso. Quando il riscontro è positivo, scatta il ritiro della patente fino a 3 anni. E sapete, no, che erano emerse delle proteste da parte di chi diceva: "Ah, ma così con queste norme viene punito e viene sanzionato chi fa uso di determinate sostanze, per uso terapeutico", per esempio di alcuni, cannabinoidi. E però Matteo Salvini aveva precisato: "No, attenzione perché in questo caso la sanzione non scatta, perché se ovviamente, viene esibito un certificato medico, si usano queste sostanze, no, proprio perché prescritte dal medico, ovviamente non sussiste la questione, non si pone, la questione appunto della violazione e ovviamente della sanzione conseguente. Neopatentati: la normativa ha ampliato la gamma di veicoli guidabili da chi ha appena conseguito la patente. Il provvedimento è stato dettato dalla volontà di non penalizzare le famiglie che magari hanno a disposizione soltanto un'auto, ecco, di potenza non eccessiva, e si sarebbero trovate in difficoltà ad acquistare un altro veicolo. Così, nei primi 3 anni di patente B, il limite di potenza delle auto da guidare sarà appunto quello di 105 kilowatt per tonnellata, cioè 142 cavalli per i veicoli elettrici o ibridi. E poi sugli animali, anche qui quanto si era battuto la Lega proprio contro questo abbandono degli animali per strada. Il nuovo codice della strada aumenta di 1/3, fino a 1 anno di carcere e ammenda da 1.000 a 10.000 € la sanzione per chi viene sorpreso ad abbandonare animali sulla strada, anche se non causa incidenti. Se questo comportamento avviene utilizzando un veicolo, alla sanzione sarà aggiunta la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. E poi, sempre riguardo quindi la sospensione della patente, ecco qui vedete l'articolo 4 della normativa prevede la sospensione proprio della patente, qui ve lo rizumo, scusatemi, la sospensione breve e automatica della patente da applicare senza l'intervento del prefetto, da aggiungere poi alla sottrazione dei punti. Questo automatismo scatterà la prima violazione, ma soltanto se il guidatore ha meno di 20 punti sulla patente. L'applicazione della norma sarà legata a infrazioni come il mancato uso delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini o dei dispositivi anti-abbandono, l'uso del cellulare, il mancato uso del casco, ma anche il mancato rispetto di sensi vietati, semafori e divieto di sorpasso. E insomma, come ci scrivevi te Mario, effettivamente, no, alcuni sì, hanno protestato, avevano detto: "Ah no, queste misure che servono soltanto per far cassa, no, per spillare quattrini". Non è assolutamente vero. Bisogna appunto porsi anche questa questione qui, cioè del fatto che chi si mette alla guida conduce un veicolo che a determinate velocità, ovviamente può rappresentare un pericolo, e allora è giusto evitare situazioni quindi di rischio. Tornando ai vostri messaggi, per esempio Mauro Diseo ci scrive: "Ci vogliono gli attributi per scacciare i parassiti rossi, verdi e gialli". Invece il governo cosa fa? Qui Mauro è la tua contestazione, ma abbiamo già visto, l'abbiamo detto altre volte, che poi quando la polizia interviene, che cerca di contenere questi facinorosi, di riportare l'ordine, immediatamente viene accusata di essere fascista, e sappiamo poi la sinistra, no, come continua a coccolare questi eversivi, a difenderli, e invece come si accanisce impietosamente, no, contro le forze dell'ordine, mancando proprio di rispetto. E altri messaggi, per esempio qui vedo, no, però non si è firmato: "Buongiorno, ma la politica è una casta, si entra in certi posti ben pagati solo se si è figli dei politici come in tutti i posti statali di un certo livello, vincere facile". No, questo messaggio sbagliato, perché l'abbiamo visto poi
Innanzitutto come sono entrati alcuni politici, vabbè, per esempio pensate al Movimento 5 Stelle, no, che ha reclutato a volte veramente in maniera imbarazzante persone che non avevano competenze, esperienze, ma in altri politici, in altri, scusatemi, partiti politici c'è stata appunto il cursus honorum, diciamolo così alla latina, l'ingresso di politici che hanno maturato le loro competenze, le loro esperienze all'interno poi per esempio di attività, per esempio di amministratore del territorio, e questo è proprio il caso della Lega, perché quanti poi che sono riusciti proprio attraverso l'amministrazione, il buon governo sul territorio, confermando la Lega come partito del territorio, sindacato del territorio, sono riusciti poi a conquistarsi anche quella visibilità, risonanza, credibilità a livello proprio nazionale. Lo diciamo sempre, no, che poi gli amministratori più apprezzati chi sono? Spesso la Lega così attaccata, criticata, abbiamo visto invece personalità come Zaia e Federica che riscuotono poi di un'ammirazione e di un apprezzamento, a parte vabbè sappiamo con percentuali bulgare nei loro territori, nelle loro regioni, ma che poi appunto sono riusciti anche ad attirare l'apprezzamento, a riscuotere il successo anche fuori regione e sono dei personaggi, delle personalità appunto così apprezzate. Era risaputo che Ruffini fosse l'ennesimo sinistroide da centrino antipopolo italiano. Pian piano ci liberiamo dei traditori rossi. Un altro messaggio che non si è firmato in questo caso il nostro radioascoltatore, e quindi grandi queste manovre al centro. Chissà se Ruffini poi alla fine entrerà in politica, scenderà in campo, no, per usare l'espressione berlusconiana. Sta di fatto che appunto abbiamo notato questa contraddizione, cioè si lamentava dell'atteggiamento del governo che diceva: "Ah sì, il fisco viene concepito come estorsore, io invece ho realizzato questo risultato", ma insomma, tu, sei stato direttore dell'Agenzia delle Entrate, proprio mentre c'era questo governo Meloni e c'era questo ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Vogliamo l'esercito nelle nostre strade, i sinistri perdenti nelle urne fanno la guerra al popolo italiano trasudando odio. Sì, questo è ovviamente il riferimento a queste manifestazioni violente. Abbiamo sentito prima, letto le parole di Daniele Capezzone sul fatto che la miccia sta per essere innescata, la scintilla appunto che potrebbe condurre al morto non sia mai. Abbiamo sentito anche la conclusione di Capezzone molto amara, diceva: "Io non voglio peccare di pessimismo", però effettivamente con questo scenario che sembra quasi far presagire una guerra civile no, speriamo di no, però attenzione, perché Ulandini continua a ripetere bisogna e straparla e pontifica e tuona, ci vuole la rivolta sociale. Insomma, bisogna anche essere attenti, prudenti nell'uso delle parole. Fabio che ci scrive: "Caro Pier Vittorio, i selfie con Salvini sono belli e portano like, ma se poi non si va a votare lasciando il 30% a Fratelli d'Italia e lasciandoci un testa a testa con Forza Italia non cambierà mai niente. Diamo più spazio a Borghi, Bagnai e Candiani. Buona giornata". Ma e qui il problema, Fabio, secondo me, è che probabilmente, come ha ricordato anche Matteo Salvini, aveva detto, sicuramente forse si è pagato l'ingresso nel governo Draghi, perché non era facile governare con Speranza e con quei personaggi lì, no, e quindi sicuramente poi abbiamo detto si è entrato in quel governo, in quell'esecutivo. Cito questo passaggio perché l'ha detto anche Matteo Salvini della difficoltà a governare con quelle quei personaggi lì, ma perché poi, proprio numericamente sono iniziati lì queste percentuali in questa discesa e questo evidentemente travaso di voti dall'area proprio della Lega, nell'area sovranista, dalla Lega a Fratelli d'Italia. Tu giustamente però hai fatto notare che la Lega è una grande squadra in cui non c'è soltanto, come dire, un centravanti di sfondamento che è il capitano, è una squadra quindi con una sua coralità, con tutti questi esponenti che si stanno distinguendo per le loro capacità e comunque per il loro impegno, per i loro risultati. E però attenzione, perché va detto che la Lega era data per morta, era data per spacciata alle ultime elezioni europee, così non è stato, perché poi la Lega ha trovato nella sua squadra anche un'ulteriore risorsa, un altro campione, no, di record, di comunque di grandi risultati elettorali, perché generale Vannacci, che
era stato tanto demonizzato, criminalizzato, ha ottenuto 500.000 di voti. La Lega veniva data per morta e invece ha riportato questo risultato. Ci scrive anche Maurizio: attenzione, sul nuovo codice della strada forse sottovalutate le pesanti sanzioni e questi lunghi periodi di ritiro della patente. Punire è giusto, ma rischiamo di distruggere vite che devono lavorare e multe sempre più alte anche per piccoli momenti. Educare o distruggere? Molti articoli e sanzioni scritti da chi viaggia con autista da sempre. Fino a che età si può guidare se si passano gli esami? Rivediamole subito, poi ci si accorge dell'errore. Forse potrebbe essere troppo tardi, ci scrive appunto Maurizio. Beh, Maurizio, io qui forse appunto, io sono contrario a quello che scrivi, perché evidentemente per punire magari certi comportamenti, no, che sono disattenti, che possono essere pericolosi, è probabilmente anche giusto prevedere delle fattispecie che possano sembrare molto forti, ecco, molto forti, molto sanzionatorie. Però sta di fatto che per esempio ultimamente sono stati diffusi degli allarmi anche da parte di alcuni influencer sul tema, a proposito di norme che secondo te andrebbero riscritte per il codice della strada. Per esempio, uno di questi influencer avvocati aveva sostenuto: "Ah, ma con il nuovo codice della strada, alla fine ci sarà un'equiparazione tra omologa e approvazione degli autovelox". La Corte di Cassazione, ma anche la Corte Costituzionale avevano sostenuto che comunque per l'irrogazione di queste sanzioni a seguito di autovelox, comunque di accertamento compiuto di autovelox, l'autovelox non può essere solo autorizzato, ma deve essere omologato. Il nuovo codice della strada invece consentirà soltanto, cioè permetterà l'equiparazione tra approvazione e omologazione, e quindi anche le multe scattate con autovelox soltanto approvato e non omologato, queste multe qui quindi potranno essere contestate, irrogate e non ci sarà la possibilità quindi di fare ricorso. E anche questo però è stato smentito, quindi qui si diffondono delle fake news. E poi ci scrive per esempio sui monopattini, Gio, vero? Sì, anche per i monopattini non dovrebbero viaggiare sui marciapiedi e invece a volte li vedo. Esatto, Gio, hai ragione, no? Prima dicevamo sì, alcune norme possono sembrare molto forti, queste fattispecie, però effettivamente poi notiamo dei comportamenti che sono scorretti, che sono maleducati, che sono poi soprattutto pericolosi e che quindi vanno sanzionati. Io invece forse ho perso anche un altro messaggio prima, sono veramente tantissimi, quindi mi scuso e adesso riprendiamo anche la nostra rassegna stampa. Se il risultato dello sciopero è la gente furiosa perché ieri sera invece di arrivare a casa dal lavoro alle 19 siamo arrivati alle 21, credo che sia un fallimento. E gli scontri di Torino ne sono la conferma, ci scrive Marco da Milano. E hai ragione Marco, perché effettivamente poi abbiamo visto, no, come ci sono stati tanti disagi, le persone che sono infuriate, anche girando per strada si sente dire, si sente riconoscere l'impegno di Matteo Salvini che ha provato comunque a fermare questo sciopero selvaggio, riproponendo appunto la precettazione a 4 ore, ma viene da constatare che ancora una volta, no, arriva un dispositivo, arriva una decisione da parte della magistratura che non dico rema contro, ma che comunque va a sabotare di fatto le decisioni della Lega, le decisioni comunque di un esponente leghista. E per carità, come ha spiegato anche Matteo Salvini, non stanno facendo un dispetto a me, ne stanno facendo un dispetto ai milioni e milioni di italiani che devono viaggiare per motivi di lavoro e di studio. Ma mi fermo un attimo però nel commentare i vostri messaggi, mi scuso per leggerli perché dobbiamo andare avanti, e allora ritorniamo per la parte di rassegna stampa sul resto del Carlino, andiamo avanti nella nostra maratona, visto che deve essere una rassegna stampa ragionata tra le varie testate. Allora vedete il resto del Carlino di oggi: Ruffini che sbatte la porta, Meloni irritata, dimissioni dall'Agenzia delle Entrate e accuse al governo. Le tasse non sono pizzo di Stato. La Lega stia lontano dalle tasche degli italiani. L'ipotesi di un ruolo politico in un centro alleato al PD. E poi l'intervista a Renzi. I voti centristi valgono il doppio, sono decisivi per vincere. E proprio per questo resto del Carlino vediamoci l'intervista a Renzi e poi l'editoriale anche di Bruno Vespa, le proteste che ignorano il paese reale, qui la sua analisi, e poi a pagina 6 lo sciopero che blocca l'Italia, disagi e scontri, l'ira di Salvini. E allora andiamo a dicevamo prima a pagina 5 dove c'è anche riferimento
al congresso della Lega Lombarda con questa candidatura unitaria, vedete Pax Lombarda per la Lega, il salviniano Toccalini che compie un passo di lato, Carroccio unitario, tutti con Romeo. Alla fine ne è rimasto uno solo, il più forte, Massimiliano Romeo Monzese, 53 anni, capogruppo della Lega al Senato, in una notte è diventato il candidato unitario al congresso che domani allo Sheraton porterà l'elezione del nuovo segretario del movimento in Lombardia. Dopo il dietrofront del bergamasco Cristian Invernizzi è toccato all'unico sfidante rimasto, Luca Toccalini, compiere quel passo di lato per contribuire a garantire unità all'interno della Lega Lombarda. Una scelta che è maturata dopo un incontro fra il responsabile dei giovani leghisti e il segretario federale Matteo Salvini, che già aveva auspicato una candidatura unitaria. Un auspicio rimarcato pure da Alessandro Corbetta, giovane emergente, capogruppo della Lega al Pirellone. E prima appunto un vostro messaggio ci proponeva proprio questo tema, no? Della Lega che non è soltanto il capitano, con tutti i meriti, il valore del capitano, del vice premier ministro dei trasporti, ma che è appunto una squadra, uno squadrone, un dream team con tutti questi esponenti. Pensate appunto soltanto ai governatori, ai capogruppo Camera e Senato, a Romeo, e quindi insomma Molinari veramente una squadra con questo gruppo corale. Il centro visto da Renzi. Federare i moderati conviene anche a sinistra. Questa è l'intervista che vi stavo anticipando per il campo riformista, colloquio con l'ex premier, leader di Italia Viva, non so cosa farà Ruffini. Io ragionerei prima sui temi. Il referendum può spaccare Forza Italia, la norma contro di me, mi temono. E allora qui vedete le domande secche, no? Per esempio anche sul centro. A proposito di problemi, è appena spuntata la norma che vieta ai parlamentari di percepire compensi all'estero. Forse anche di questo avevate letto, cioè la cosiddetta norma anti-Renzi, questa è la domanda diciamo ad personam proprio. Il fatto che Giorgia Meloni sia talmente ossessionata da me da proporre una norma ad personam dal vago sapore sovietico significa che teme la nostra opposizione. Però qui il problema si dovrebbe porre perché Renzi percepiva questi compensi tenendo conferenze all'estero ospitato, no, da questi rappresentanti delle petromonarchie che non sono certo, no, delle forme di governo, rappresentano delle forme di governo democratiche. E allora, invece, a proposito del centro, visto che Renzi occupa quell'area politica, no, la domanda secca qui di Simone Arminio, invece il centro, lì vedo dello spazio politico che guarda a sinistra, parafrasando indegnamente De Gasperi. Serve un federatore all'Ernesto Maria Ruffini, anche se lui nega. Io non so cosa abbia in testa Ruffini, non metto casacche addosso a nessuno, ma non metto neppure veti. Il federatore del centro, chiunque sarà nei prossimi mesi, dovrà convincere le persone che oggi votano Forza Italia. Niente treno, senatore, questa è la prima domanda, in coerenza con l'attacco al ministro dei trasporti Matteo Salvini poco fa in Question Time. Siamo arrivati al paradosso di un treno che parte in anticipo per arrivare in orario. Al ministro ho chiesto se ritiene più incapace o se si ritiene più incapace o sfortunato, questa è la destra. Insomma, un Matteo Renzi ancora con il dente avvelenato, no, nei confronti dell'altro Matteo Salvini. Nel 2015, qui vedete il virgolettato, mi scontrai con la CGIL su temi seri, mentre qualcuno diceva blocchiamo il paese, era Salvini, ancora una volta, no, il dente avvelenato, l'attacco contro Salvini. E poi invece a proposito della sua proposta per il centro dei migranti, il centro che ovviamente si è aperto in Albania, lui qui prima spiega le sue idee anche sul fisco, sulle riforme fiscali e appunto dichiara io le tasse le voglio abbassare ma non voglio mettere una patrimoniale come la sinistra. Il mio motto è pagare tutti e pagare meno. Sulla giustizia ho appena dato un'idea concreta su cosa fare del centro per i migranti in Albania. Grande flop di questo governo, l'altra accusa. E lui praticamente sostiene che in questo centro in Albania dovrebbero esserci soltanto i detenuti albanesi che sono già nelle carceri italiane, cioè chi sta già scontando una pena. Propone di mandare i detenuti albanesi in questo centro qui, ma non è pure questa una forma di respingimento? Punto primo, io parlo di detenuti che sono in carcere in Italia per aver commesso un reato, loro invece ci mandano gli innocenti che attraversano il mare in cerca di un futuro migliore e insomma innocenti quanti magari che sono scappati dalle galere, dalle galere patrie, che comunque entrano in una situazione di illegalità borderline, che nascondono i documenti e che poi, come arrivano in Italia, iniziano a darsi alla macchia, spariscono o comunque commettono reati. Punto secondo, chiede appunto Simone Arminio.
Sa cosa chiedono i carcerati in tutto il mondo? Di essere avvicinati a casa. Mandare in Albania detenuti albanesi significa permettere ai loro parenti di andarli a trovare e permetterebbe a noi di dare qualcosa da fare a tutti quei poliziotti e a quelle guardie carcerarie che abbiamo mandato lì a spese dei contribuenti, senza contare che così facendo libereremo spazio nelle nostre carceri sovraffollate. Beh, verrebbe da dire però sulla base di cosa afferma che i detenuti stranieri che sono detenuti in Italia vorrebbero essere nelle carceri straniere, perché a me sembra che invece scappino da quelle carceri, da quelle galere. A noi risulta questo, visto che poi insomma il trattamento negli altri penitenziari, i penitenziari di certi stati non è così mite come è quello italiano, ma secondo la sinistra poi sapete la nostra polizia penitenziaria commetterebbe degli abusi, ai clandestini e ai richiedenti asilo nei CPR verrebbero somministrate delle droghe o comunque avrebbero somministrati gli psicofarmaci e tutte le accuse più fantasiose che abbiamo sentito da parte di esponenti della sinistra contro le nostre forze dell'ordine. E a proposito poi della conclusione di questa intervista di a Matteo Renzi, il Movimento 5 Stelle come AVS e parte del PD nella partita referendaria voterà per l'abrogazione del suo Jobs Act. Lei ha affermato di rivendicare quella riforma anche se appartiene al passato, dunque oggi la riproporrebbe uguale. Il Job Act è stato un atto fondamentale, un pezzo fondamentale della scommessa economica del mio esecutivo. 10 anni fa, insieme agli 80 euro in busta paga, all'abbassamento delle tasse e all'abolizione dell'IMU. I risultati in termini di benessere del paese e di posti di lavoro li abbiamo visti tutti. Dunque lo rivendico e lo difendo. Ma il paragone con oggi non regge. Oggi le battaglie per il lavoro sono altre, dalla sicurezza alla disoccupazione alle trasformazioni che l'intelligenza artificiale ha già portato al suo lavoro di giornalista come al mio di politico, o a quello degli operai e degli impiegati della pubblica amministrazione. Le battaglie sono altre. Per questo la guerra della CGIL sul Jobs Act è retrograda. Quest'ultima affermazione, senatore, bisogna dirlo, la avvicina molto alle tesi di Salvini, a Salvini che ha tanto criticato fino a poco fa. Non facciamo paragoni assurdi, la prego, risponde subito Renzi. Io con i sindacati mi sono scontrato duramente, ma su temi seri, mentre nel frattempo facevo crescere le buste paga. Nel frattempo c'è chi urlava in TV nelle piazze, blocchiamo il paese per 3 giorni e mandiamo a casa questo governo. Non era la CGIL? No, era Matteo Salvini. E qui quindi l'accusa contro Matteo Salvini, l'abbiamo sentita prima anche dal virgolettato, sì, però vi ricordate che cosa succedeva durante il governo Renzi con le missioni per il soccorso in mare nel Mediterraneo e di fatto era avvenuta un'invasione, sotto il suo governo, sotto anche il governo Letta. E allora non era giusto forse protestare contro appunto questa apertura indiscriminata delle frontiere? L'abbiamo citato, allora l'editoriale, l'analisi di Bruno Vespa, pagina 7, qui sul Resto del Carlino, poi ovviamente rispetteremo la pausa, il break e completeremo questa rassegna stampa. Allora vedete l'analisi di Vespa è il format delle proteste che ignora il paese reale. In piazza, nonostante un'occupazione record e la borsa ai massimi e la consultazione sull'autonomia difficilmente raggiungerà il quorum. E qui Bruno Vespa appunto ricorda i risultati di questo governo. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Abbiamo il governo più stabile d'Europa, il premier più potente d'Europa, e l'hanno affermato varie testate, Politico, USA. L'occupazione anche femminile è a record storico, disoccupati a record negativo, spread ai minimi da anni, rating in miglioramento, borsa ai massimi, voltiamo pagina. Invito invece di Landini alla rivolta sociale, più di uno sciopero alla settimana nei 2 anni del governo Meloni. Capite insomma che politicizzazione dello sciopero, che utilizzo, strumentalizzazione politica di questo diritto sindacale dei lavoratori. Scioperi generali come piovesse, referendum su cittadinanza, autonomia differenziata, Jobs Act. La sinistra accusa il governo di portare il paese alla rovina. Siamo per la verità in buona compagnia. Ieri il settimanale francese l'Express ha messo in copertina un tabellone di treni annullati sotto il titolo Troppi scioperi nelle ferrovie. Fermare i trasporti, al di là dei sacrosanti diritti di tutti i lavoratori, non colpisce governi ma i cittadini più deboli, con la differenza che la Francia ha più disoccupati di noi, una situazione finanziaria pesantissima e non ha un governo. Mi dicono alle ferrovie che gli scioperi del venerdì sono una tentazione irresistibile. Aderiscono anche i sindacalisti di altre sigle perché la giornata di paga persa si recupera poi con gli straordinari. E poi qui la conclusione, vedete, con i temi sullo scontro che va risparmiato, questo scontro frontale per cui è preoccupato Daniele Capezzone, l'abbiamo sentito prima. Quel che ci potremmo risparmiare è uno scontro frontale dannoso e inutile, perché
I quattrini, le risorse sono poche, sono destinate in larga parte alle classi più deboli e 19 miliardi sui 30 disponibili sono invece stati destinati a quella riduzione strutturale, ricordiamocelo, che è stata confermata, del cuneo fiscale, invocata dai sindacati questa riduzione, ma che adesso fanno finta di niente. Esatto, non se la ricordano. Ma invece tu, Lorenzo, mi hai ricordato che c'è il break, allora noi ci ritroviamo fra pochissimo proprio per finire questa rassegna stampa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A te la linea. Grazie mille Lorenzo. E allora vedete questa ultima parte, no, dell'analisi di Bruno Vespa, e prima ha trattato invece il quesito referendario sull'autonomia differenziata, sulla legge dell'autonomia differenziata, e qui Vespa scrive: bisogna aspettare la scelta definitiva della Corte Costituzionale prevista per gennaio. È quasi impossibile che 23 milioni di italiani vadano al voto in una domenica della tarda primavera per consentire di raggiungere il quorum della maggioranza assoluta. La maggioranza, Zaia ha già cominciato, inviterà i suoi elettori all'astensione. L'opposizione spera quindi di dare il segnale politico di milioni di no, perché questa sarà la scelta di quasi tutti quelli che appunto invece andranno a votare, hanno già deciso di votare. Il prezzo sarà una campagna profondamente divisiva che metterà il nord contro il sud, non avendo capito in gran parte gli elettori meridionali che l'autonomia, qui lo scrive Bruno Vespa, porterebbe finalmente allo scoperto quello che si è sempre ripetuto, allo scoperto virtù e soprattutto difetti, vizi della loro classe politica. Persone di buon senso, come il nuovo presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, che appunto abbiamo sentito, poi faremo ascoltare la sua intervista, in cui lui riconosce comunque anche le responsabilità del PD, perché dice: su questo tema dell'autonomia differenziata sono intervenute maggioranze sia di centrodestra che di centrosinistra, maggioranze sia a livello di Stato centrale che di regioni, perché riforma del titolo quinta che è stata partorita da un governo di centrosinistra, regioni guidate dal centrosinistra che avevano chiesto intese o comunque ampliamento dei poteri proprio sulla base del dettato costituzionale per ampliare le materie e le funzioni da trasferire alle regioni, quindi ha riconosciuto le responsabilità del centrosinistra. Lui però, e qui sbaglia De Pascale, afferma che questa riforma potrebbe accrescere il divario tra nord e sud. Non è così, metterà proprio allo scoperto vizi e virtù delle classi politiche, soprattutto meridionali. Michele De Pascale, qui scrive Bruno Vespa, invita ad evitare il referendum trovando una mediazione bipartisan che rettifichi l'autonomia. La sua ragione la chiese, salvo poi cambiare opinione con il cambio di governo, come al solito. Ma è prematuro capire se esistono dei margini per comprendere gli eventuali termini di un accordo, mentre certamente la maggioranza proverà a rivedere la legge tenendo conto dei suggerimenti equilibrati della Corte Costituzionale. Qui, tra parentesi, equilibrati della Corte Costituzionale, perché c'è chi invece aveva sostenuto: ah no, l'altra decisione, quella della Corte Costituzionale, aveva dichiarato illegittimi 7 punti, aveva completamente stravolto l'impianto della normativa Calderoli. No, non è così. Ma allora, per concludere questa rassegna stampa, e qui dobbiamo sempre volare, andiamo intanto sulla Verità per vedere questo titolone, la prima pagina, con la lunghissima intervista al cardinale Robert Sara. Lo afferma lui: non c'è il diritto di emigrare, un errore chiudere le chiese durante la pandemia. Vedete, prima pagina di oggi della Verità, con mister Fisco che se ne va con la sinistra, pronto il programma più tasse, e poi proprio l'editoriale di Maurizio Belpietro sul tema. Ernesto Maria Ruffini, fino a ieri esattore dello Stato, rivendica il diritto di parlare, non di fisco che sarebbe poi la sua materia, ma di politica. E invece, siccome ve la citavo, andiamo a pagina 14 e 15 per questa intervista a Robert Sara, che affronta tanti temi. Qui vi leggo appunto soprattutto i virgolettati: chiudere i nostri luoghi di culto durante la pandemia è stata una decisione non ponderata. Mi fa impressione passeggiare nelle città europee e non vedere per ore un bambino. Ai Giochi di Parigi, oltre al cattivo gusto, è risultata evidente la misura dell'odio insieme al fatto cristiano. Sì, veramente una carnevalata blasfema. Lui qui ha proprio definito quella cerimonia rappresentazione blasfema e satanica. Non c'è il diritto a emigrare, dietro certe battaglie civili ci sono dei desideri volgari. E qui lui lo spiega, insomma, rispondendo alla domanda: tra i nuovi diritti proclamati dagli intellettuali e anche da molte personalità del clero esiste quello ad emigrare. Perché si fa molto di meno per favorire il diritto forse più primordiale a crescere là dove si è nati? Perché
come ripeteva anche il Magistero di San Giovanni Paolo II, forse più che il diritto a emigrare c'è un diritto a poter rimanere nella propria terra e ovviamente a poter vivere in pace, nella prosperità, proprio nella terra natale, nella propria patria. Non esiste il diritto a emigrare se l'emigrazione è forzata, organizzata, pianificata per nascondere una forma nuova di schiavitù o di traffico di esseri umani. Esiste il diritto a una vita buona, a esprimere le qualità della propria personalità, a non morire di fame o di malattie che sono perfettamente curabili, e tutto questo potrebbe essere realizzato nei vari paesi del mondo in difficoltà. Basterebbe ricordare che 1/3 del cibo prodotto nel mondo viene gettato via. E insomma è una risposta molto chiara quella che fornisce appunto il cardinale Robert Sara. Poche settimane fa sono usciti i dati dell'Annuario Cattolico. Per la sua conoscenza del mondo africano ed europeo, come si spiega il fatto che i cattolici siano in aumento in tutti i continenti, ad eccezione che in Europa? Credo che ci sia una fondamentale ragione di tipo demografico. Noi in Africa amiamo la vita nonostante tutte le sue difficoltà. A me fa una certa impressione passeggiare in alcune città dell'Europa e non vedere per ore e ore un solo bambino. La vera emergenza dell'Europa è quella demografica e alcuni governi lo stanno comprendendo. Il cruciale problema demografico viene dalla distruzione sistematica della famiglia, del matrimonio, dall'egoismo e dall'individualismo come scelta della società occidentale. E allora, giustamente Lorenzo mi hai fatto ricordare, fra poco dobbiamo far sentire tutte le interviste che abbiamo raccolto, soprattutto al ministro dell'autonomia differenziata, il ministro Roberto Calderoli. Allora, apriamo intanto il Quotidiano di Sicilia. Vedete qui la prima pagina, per celebrare questi 45 anni di Quotidiano di Sicilia, il coraggio di voler raccontare l'Italia vista da sud. Un numero speciale per celebrare con il contributo delle istituzioni nazionali e locali un lungo percorso nel segno dell'altra informazione. Carlo Alberto Tregua che firma il suo editoriale, 45 anni, ma non sono poi troppi. Il Quotidiano di Sicilia, sempre a servizio dei lettori, era appunto il settembre del 1979 e avevo attorno al mio tavolo sempre editori cui annunciai la mia idea di realizzare un giornale il cui primo numero sarebbe uscito prima di Natale. Si misero tutti a ridere prendendomi per un contaballe, scusatemi. Non me la presi e mi misi a lavorare, così che proprio a ridosso del Natale di quell'anno venne pubblicato il primo numero di questo giornale. E poi vedete, sempre dalla prima pagina del Quotidiano di Sicilia di oggi, il ponte sarà il simbolo dell'Italia del futuro, il ponte sullo stretto di Messina. Fatti regionali, intervista a Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture. E poi vedete anche qui il riferimento alla visita, lo stavamo raccontando prima, la visita di Abu Mazen, il Quirinale, proprio da Mattarella. Gaza si lavora a cessate il fuoco, serve una soluzione a due stati. Allora andiamo un attimo qui a pagina 3, proprio per l'intervista a Tullio Ferrante sul ponte, relativa a questa intervista al tema del ponte sullo stretto, e ve la apro però da qua, ecco qui, vedete il ponte sarà il simbolo proprio dell'Italia del futuro. Dicevamo Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, un'opera cruciale per rendere più efficiente il sistema dei trasporti nell'ottica dell'intermodalità. Rappresenterà una vetrina straordinaria dell'eccellenza ingegneristica italiana, ai comuni le risorse necessarie per completare o demolire le opere incompiute. E qui vedete la domanda, no? Di questo e della realizzazione di un'opera che avrebbe una portata storica per la Sicilia e per l'Italia, ne abbiamo parlato con il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, da uomo del Sud, originario di San Giorgio a Cremano. Il sottosegretario sta seguendo a stretto contatto con il vice premier Salvini in qualità di esponente Forza Italia un progetto storico per il Meridione. E qui appunto lui risponde: il ponte sullo stretto non è solo un'opera funzionale a connettere il paese, a migliorare, a collegare tra Calabria, a migliorare i collegamenti tra Calabria e Sicilia, è un ponte verso l'Europa, che infatti ha deciso di investire 25 milioni di euro nel progetto. Si tratta di un'infrastruttura strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto, parte essenziale del corridoio scandinavo-mediterraneo, che consentirà di incrementare gli scambi commerciali. E insomma, un'opera veramente strategica. Pensate alle tante obiezioni che sono state sollevate, mamma mia, anche dalle associazioni di animalisti che dicevano: ma forse quei piloni potrebbero proiettare un'ombra che darebbe fastidio ai pesci o addirittura al volo degli uccelli. Pensate un po', Matteo Salvini lo ricordava. E chiudiamo questa parte di rassegna stampa con la prima pagina del Corriere di oggi. Vedete, e poi c'è anche riferimento su questa infatuazione di Giorgetti per Milei, spese e tagli, Giorgetti conquistato da Milei. Qui oggi Corriere della Sera, che ovviamente riporta anche i disagi nelle città a causa dello sciopero,
sindacato USB, la nostra resistenza, Salvini un altro venerdì di violenza, vanno riviste le regole. A Torino scontri e lanci di pietra sulla polizia, 2 feriti, trasporti nel caos. E poi l'analisi di Francesco Verderami, che è intervenuto anche alla Kermesse di Atreju come moderatore in uno dei panel, e qui sostiene che insomma Giorgetti avrebbe abbandonato il pensiero keynesiano da super draghiano qual era, e adesso si starebbe infatuando appunto di Milei, di questa sua visione ultraliberista, e ultimamente parlerebbe soprattutto di diete, quindi di diete cui sottoporre la spesa pubblica. No, semplicemente Giorgetti ha dimostrato anche con questa finanziaria che si sta finendo di scrivere prudenza e attenzione sui conti pubblici. Pensate voi quanto rigore, quanto l'Italia all'insediamento di questo esecutivo era stata criticata, si era detto adesso schizzerà lo spread alle stelle, i mercati reagiranno male, e magari queste voci erano venuti soprattutto ad Oltralpe. Guardate invece in che situazione finanziaria sta precipitando la Francia. Giancarlo Giorgetti è follemente innamorato, da settimana appunto non c'è appuntamento di governo, vertice di maggioranza, riunione di partito in cui celi i suoi sentimenti appunto per Javier Milei. L'intervista prosegue a pagina 16, vi leggo soltanto ecco una parte perché adesso facciamo sentire le interviste. Ecco qua, la passione di Giorgetti per le ricette appunto di Milei, all'economia c'è un nuovo credo, e qui appunto l'ipotesi, l'affermazione di la considerazione di Francesco Verderami, salto da Draghi ai tagli del leader argentino. E qui infatti lui riporta questo, no? Come ce lo si può aspettare che da un passaggio del genere, una sorta di visione keynesiana ad una ultraliberista. Ma questo è un'ipotesi un po' azzardata appunto di Verderami. È scoccata la scintilla, per un'ora Giorgetti si è perso nei ragionamenti, quando è venuto ieri Milei, nei ragionamenti del padrone di casa, affascinato dalle sue teorie economiche e da come sentiva descrivere la loro applicazione. Mi sono infilato nello Stato, ecco quello ve lo citavo prima, e ho iniziato a scavare come un raton, cioè come una talpa. Il ministro era ammaliato dal modo in cui Mulei, con gli occhi spiritati, mimava le movenze della talpa. Però qui non si tratta, scusatemi, di anarcocapitalismo, si tratta semplicemente, come l'abbiamo sempre ripetuto, di capire quali spese sono improduttive e quali spese sono invece di investimento. Ma allora sono le 9:12, Lorenzo, facciamo sentire tutte le nostre interviste, così poi ci colleghiamo anche con Matteo De Sio. Sono partito dai peccati originali, cioè dal fatto che al momento della globalizzazione, il nuovo millennio, l'Occidente ha commesso il peccato originale di pretendere di governare la globalizzazione col vecchio governo dei G7, essendo un terzo del mondo. Gli altri 2/3 ci hanno fatto Marameo e quindi non c'è stata un governo della globalizzazione. Sul piano europeo, il peccato originale è stato quello di non capire che su 4 o 5 grandi beni pubblici importanti, la politica estera, la difesa, la sicurezza, l'immigrazione, la politica industriale dell'energia, l'alta tecnologia, la formazione di capitale umano, su quei 5 temi i singoli 27 paesi hanno perso sovranità nazionale per sempre, già all'inizio di questo secolo. E l'unico modo di riappropriarsi di una sovranità per questi 5 beni pubblici è quello di una sovranità europea. Ma allora la conseguenza è allora ci vuole un bilancio federale europeo, un debito comune europeo, 5 ministri europei. E ho fatto l'esempio forse banale, che però se ne parla molto in questo periodo, e cioè l'invito a tutti i paesi europei di spendere il 2% del PIL per la difesa. E ho detto, ma ammesso che tutti lo facciamo, quella non è la difesa europea, sarebbe uno spreco di risorse addirittura, perché il problema non è che ogni Stato nazionale faccia il 2% di difesa, il problema è che l'Europa faccia la sua difesa europea, perché è un problema di politica industriale, è un problema di sistemi d'arma e così via. Oggi abbiamo una spesa per la difesa, qualunque essa sia, molto piccola, perché finora sono stati gli Stati Uniti a pagarci la difesa dentro la NATO, a tutti noi europei, ma dove abbiamo 27 eserciti, 27 aeronautiche, 27 marine, 42 servizi segreti, e questo è. E quindi o si fa questo salto di qualità
come rappresentanza istituzionale e politica dell'Europa, oppure continua quel lento declino, l'Europa che non c'è. Io l'ho chiamato il caso della rana dentro la pentola, che alla fine non si accorge del calore che aumenta e finisce bollita. E poi, ultimissima domanda, ha anche lanciato un monito per il futuro energetico dell'Unione Europea, perché si sta cercando di puntare tanto sulle rinnovabili con il Green Deal, ma forse ci si deve porre anche il problema del nucleare, in attesa che la fusione venga attuata. Ma è proprio in questo senso che ho detto che se vogliamo guardare al futuro, forse basta guardare gli ultimi 25 anni, capire tutti gli errori che sono stati fatti e fare l'opposto. Questo era il presupposto. E sul piano della politica energetica, allora, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ci dice che da qui al 2050 l'energia elettrica come domanda mondiale raddoppia, senza l'intelligenza artificiale. Poiché l'intelligenza artificiale è un consumo enorme, come tutti sanno, di energia, se incorporiamo questa prospettiva, da qui al 2050, sul campo energetico vuol dire domani, dopodomani, la domanda di energia triplica. E allora, domanda, ma come la produciamo? Perché se siamo bravissimi con il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, eccetera, possiamo arrivare al 40-45%. Lo dobbiamo fare, facciamolo pure. Ma tutto il resto, come lo produciamo? E quindi è evidente che è urgentissima la correzione di quell'errore macroscomico fatto in Italia, in Germania, in altri paesi, Francia esclusa, del perno sull'energia nucleare. Nell'immediato è la fissione, in prospettiva è la fusione. Ecco, chiudo con un altro esempio. Si parla tanto di auto elettrica, ma l'auto elettrica sposta il problema dell'ambiente, non lo risolve, perché la domanda banale è: se noi domani in tutta Europa avessimo tutte auto elettriche, tra l'altro oggi le avremmo comprate tutte dalla Cina, ma al di là di questo aspetto, qualcuno deve dire come produco l'energia elettrica per caricare le batterie e come smaltisco le batterie una volta che sono esaurite. Quindi tutta questa polemica sull'auto elettrica è una polemica su un'ipotesi che sposta il problema dell'ambiente, non è che lo risolve. Grazie ancora professore, veramente chiarissimo. E comunque che abbiamo appreso il testo di questa decisione della Cassazione addirittura da giornali di una certa area politica, e in nome del principio di leale collaborazione ci sarebbe aspettato che insomma questo testo venisse fatto vedere anche a chi si è occupato della riforma come ministero. Evidentemente mi sarei aspettato, visto che abbiamo fatto anche richiesta, che il primo destinatario della risposta fosse il nostro ministero. Abbiamo appreso che invece il primo testo è stato ricevuto dalla giornale La Repubblica e quindi francamente resto sconcertato rispetto alla reale collaborazione che dovrebbe esserci tra i vari livelli istituzionali dello Stato. E comunque la legge nel suo impianto resta viva e vegeta, quindi la parola passerà agli elettori, il popolo è sovrano, ma si va avanti. Il fatto che la Corte di Cassazione abbia accolto il quesito referendario dimostra che la legge sia in vigore, sia attuabile, perché diversamente non sarebbe stata referendabile. Grazie ancora Ministro. Siamo con il Presidente De Pasquale, il quale ha ribadito che sul tema dell'autonomia sono intervenuti tante maggioranze sia di centrodestra che di centrosinistra, sia Stato centrale che regioni, però probabilmente quindi la responsabilità forse anche del PD era una riforma, lei ha sostenuto, che rischia di aumentare il divario tra regioni del nord e del sud. Sì, io penso che in questo momento non sia importante attribuire delle colpe. Come dicevo, tanti governi diversi hanno lavorato sull'autonomia, però è una riforma sbagliata perché l'autonomia differenziata non aiuta a superare i divari del paese e non lo rende nemmeno più competitivo, e quindi penso ci si dovrebbe fermare e pensare a un progetto diverso, condiviso in maniera trasversale. Grazie ancora Presidente.
Siamo con Maurizio Politi, ricordiamo consigliere comunale dell'Assemblea Capitolina di Roma per la Lega. Allora, si è tenuta questa lezione nel corso di formazione politica della Lega, lezione sull'Unione Europea, ma non solo, su tutti gli scenari geopolitici che si stanno ricreando nel mondo, perché si è riaperta la crisi siriana e con la caduta del regime di Assad si sta aprendo una sorta di punto interrogativa, perché sono arrivati al potere questi jihadisti, qualcuno li chiama moderati, ma effettivamente sono veramente moderati, ci si può fidare di loro? Che ci si possa fidare, è pleonastico anche di nuovo confermare il no netto. Abbiamo provato a organizzare questo corso, abbiamo organizzato questo corso di formazione come Lega proprio per provare a dare risposte, contenuti senza pretese di organicità su una serie di tematiche. Oggi l'abbiamo fatto sull'Europa, sul suo ruolo, sulla responsabilità stessa che le assegna la storia nel futuro del mondo, nelle grandi crisi geopolitiche, dove oggi l'Europa, magari anche quando non è coinvolta direttamente, comunque dovrebbe giocare un ruolo determinante sia come attore di pace, ma soprattutto come attore promotrice di politiche veramente tesi allo sviluppo di quei territori. Il problema non sono solamente le migrazioni, ma immaginare il futuro di una parte di mondo che oggi si affaccia prepotentemente nello scenario internazionale, dall'Africa al sud-est asiatico, ai grandi teatri di crisi internazionale come oggi la Siria, dove il problema non può essere esclusivamente la questione migratoria, ma provare a rimettere al centro quello che poi è stato uno di quei cuori distanti dell'Europa. La cristianità nasce a Damasco. A Damasco prima risiedevano in Siria 2 milioni di cristiani, oggi sono poco meno di 500.000. Damasco è quella città dove San Paolo cadde da cavallo, è una delle culle del cristianesimo. Provare veramente a riaffermare quell'Europa dei valori, quell'Europa della cultura che è stato un faro di civiltà per millenni e che può continuare a scrivere, perché è scritto proprio nel suo DNA, veramente pagine di storia come attore di pace e di stabilizzazione e come guida per le nazioni. Grazie ancora Maurizio Politi, speriamo alla prossima, grazie. Grazie a voi. Voi la linea. Grazie mille Lorenzo. Allora vedo che ci ha raggiunto Matteo. Matteo, ci senti, ci ascolti? Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi ancora qui. Grazie Matteo. Allora, l'avevo anticipato, oggi con te affrontiamo questi 3 temi nel poco tempo che ci rimane purtroppo, ma abbiamo detto subito della Siria, no? Abbiamo sentito anche le parole di Maurizio Politi. Dobbiamo anche registrare che insomma l'esercito israeliano è anche pronto a rimanere una sorta di zona cuscinetto lì proprio per tutto l'inverno, e molti hanno detto sì, è caduto questo regime di Assad, aveva commesso dei crimini brutali, no? Contro comunque la sua popolazione, contro i suoi cittadini, ma non si rischia forse di passare adesso quasi, verrebbe a dire, dalla padella alla brace? Sono veramente moderati questi miliziani che hanno occupato il potere? Forse è un po' una bugia sui jihadisti moderati, quella che abbiamo sentito, come all'epoca si disse sono diventati moderati i talebani, no? Che ricordiamoci erano tornati al potere proprio in Afghanistan. Esatto, mi stava proprio venendo in mente il regime talebano. È come se sapessero giustamente questi nuovi protagonisti della scena internazionale come ingraziarsi tutti i media, tutte le comunicazioni, i media di comunicazione occidentali. Hanno subito parlato infatti dei detenuti, hanno subito parlato del benessere insomma di questi detenuti che purtroppo sono stati torturati durante il regime di Assad. Addirittura tutti i giornali italiani stanno seguendo la linea, come poi giustamente sottolineato dal ministro Matteo Salvini, dei giornali invece quelli americani, più vicini alla sinistra moderata, più vicini ai democratici, come CNN, ovvero un elogio quasi continuo di questi nuovi, possiamo dire, dominatori dello Stato siriano, addirittura adducendo a politiche moderate, ad atteggiamenti moderati, quando in realtà si sta probabilmente, non lo possiamo sapere, però probabilmente sta passando semplicemente da una fazione a un'altra, e hanno sempre quindi il controllo purtroppo dello Stato siriano personaggi, diciamo, chiamiamoli negativi. Assolutamente sì. E quando tu dicevi, ecco, le testate, magari la sinistra libera, l'americana, progressista, mi viene subito in mente la Stampa di oggi, no? Adesso magari provo a ricondividerlo, non so se vedete lo schermo, no? Forse non c'è più la condivisione,
Però ecco, ve lo leggo perché per esempio la prima pagina di oggi della Stampa riporta con questo reportage di Francesca Mannocchi: in piazza a Damasco nessuno può essere peggiore di Assad. Insomma, Assad come il male assoluto, però appunto dicevamo qui bisogna anche interrogarsi su quella che sarà la composizione del futuro governo, perché probabilmente ci sarà una costola della vecchia Al-Qaeda lì al potere. E però Matteo, io appunto t'avevo detto, t'avevo anticipato che l'altro tema di cui dobbiamo occuparci è anche questo degli scioperi selvaggi che abbiamo registrato. Addirittura anche le altre testate internazionali se ne sono occupate, insomma veramente anche disdicevole che si debba scrivere questo sull'Italia, l'Italia paralizzata dagli scioperi. E ecco, secondo te effettivamente sappiamo ovviamente della politicizzazione, della chiara connotazione politica che ha assunto questo sciopero, ma tu credi che appunto certe motivazioni poi a proposito, ecco, per esempio della tutela dei diritti dei lavoratori siano reali, siano effettive? Perché purtroppo sono state addirittura accostate ad altre, l'ha fatto notare per esempio il Secolo d'Italia, come a quelle contro Israele. Cioè aveva senso una manifestazione del genere, protestare, indire uno sciopero anche con motivazioni contro lo Stato di Israele, alla fine per vero e proprio odio e risentimento nei confronti di questo Stato. Ci troviamo di fronte a una situazione simile rispetto all'altra settimana, la scorsa settimana in cui parlavamo proprio di donne, magari giustamente femministe, che si sentono discriminate e che subiscono purtroppo l'influenza e vengono rappresentate da persone che invece abusano di una lotta giusta, in questo caso dei diritti dei lavoratori del settore dei trasporti, per questioni totalmente politiche e totalmente dissociate con i diritti poi dei lavoratori, perché se non fosse un settore fondamentale una persona potrebbe anche capire, un cittadino potrebbe anche capire la protesta a favore di una causa sociale come potrebbe essere quella del conflitto in Israele e Palestina, ma poiché il settore dei trasporti è fondamentale e poiché, come sottolineato tra l'altro in un articolo di giornale che hai giustamente letto in rassegna stampa, è il settore che più serve alle persone in difficoltà, bisogna anche cercare di sfruttare questo diritto allo sciopero nella maniera più onesta, nella maniera più utile, anche per non alla fine arrivare a svilire quasi la posizione dei lavoratori e creare un risentimento nei confronti dei lavoratori del settore trasporti, che hanno tutto il diritto di avere un contratto che soddisfi loro. Esattamente, e tra le varie motivazioni addirittura pure quella contro l'autonomia differenziata. Ecco, e chiudendo ovviamente questa nostra puntata, questa nostra rassegna stampa sul tema proprio della riforma dell'autonomia differenziata, per esempio ad Atreju su questa questione qui è intervenuto lo stesso La Russa, il quale ha detto: io rimango neutro, ma secondo me, a parte che questo referendum probabilmente non otterrà il quorum, però lui ha affermato: io andrò a votare. Ecco, secondo te gli alleati come potrebbero comportarsi? Perché comunque il Parlamento tenderà sicuramente a recepire le indicazioni della Corte Costituzionale e quindi si migliorerà, si adeguerà a quelle che sono state le richieste, le osservazioni della Corte Costituzionale, però è evidente che sarà veramente difficile raggiungere il quorum e io credo, anche se ci dovessero essere delle dissociazioni da parte magari di certi settori di Forza Italia, sarà veramente difficile poi arrivare al 50%, anche volendo riaizzare tutto il sud contro il nord e ricreare quello scontro. Abbiamo sentito prima le parole, l'editoriale di Bruno Vespa. Sono d'accordo purtroppo con la tua analisi, anzi mi sembrano degli alleati che io avrei preferito fossero più chiari, anche se La Russa fosse contrario sarebbe stato meglio un parere più netto, anche solo per parlarne, anche solo per poterne discutere, anche solo per avere le idee chiare su ciò che pensano proprio gli alleati, un po' come se noi
un po' come se il partito della Lega non fosse neutro, fosse ambiguo per ogni decisione del governo centrale, un fatto che ovviamente non deve accadere, quindi che siano contrari oppure no, l'importante però è avere un panorama chiaro delle idee dei nostri alleati. Sì, perché insomma troppe incertezze, ci vorrebbe meno ambiguità, sta di fatto che l'abbiamo chiesto al ministro Calderoli, lui ce l'ha ribadito, la legge comunque è ancora in vigore, viva e vegeta, e anzi questo fatto è confermato, come ci ha ribadito lui, questo fatto è confermato proprio dalla possibilità di una sua futura eventuale abrogazione con un con un referendum, con un quesito referendario. Però, ripeto, resta il tema del raggiungimento del quorum e io la vedo difficilissima, quindi per quanto si possano impegnare, ci possano essere, chiamiamoli tradimenti o ambiguità da parte di alleati, veramente la vedo durissima, ecco, per loro. E noi siamo arrivati alle 9:31, Lorenzo ce l'ha ricordato e allora termina qui questa nostra rassegna stampa. Grazie a te Matteo sempre per gli approfondimenti, per la tua disponibilità. Grazie a te e grazie ai telespettatori e radioascoltatori ovviamente. Grazie Matteo, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, mandate tantissimi messaggi, abbiamo provato a leggerli tutti, a commentarli tutti, ma avete visto poi come abbiamo dovuto correre. Grazie a te Lorenzo per la pazienza, allora veramente buon sabato, buon weekend e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete